Oggi ennesimo viaggio da nord a sud, passando per un ateneo del centro, per cui davvero sono molto contenta di introdurre questo clip dedicato alle periferie. Iniziamo il nostro viaggio ai confini dell'impero e lo caliamo con la professoressa Anna Troisi dell'Università di Catanzaro, Magna Grecia, il dottor Antonio Ambrosino dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il dottor Mario Cerbone dell'Università del Sannio Benevento. Introduce come sempre il professor Boscati, a cui sono lieta di cedere il palco. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Come già anticipato la collega Zilli, abbiamo i tre colleghi, il professor Troisi, il professore Cerbone e Ambrosino, che trattano un tema molto interessante e intrigante: l'accesso al pubblico impiego regionale e locale. Regionale e locale che vedremo nella giornata di oggi, come in realtà presentano dei profili di diversità non banale. In questa prospettiva il tema è interessante perché la dirigenza regionale e locale, forse più regionale che locale, ma saranno i nostri amici a sciogliere un po' questo dubbio, interseca quelli che sono i profili direttamente attinenti al rapporto di lavoro con profili di carattere organizzativo. Questo è l'aspetto che più di altri complica l'intera vicenda. Soprattutto anche per alcune leggi regionali che in qualche misura talvolta sono andate un po', forse, ma non voglio anticipare nulla, extraordine, intervenendo su aspetti che forse non sarebbero stati di pertinenza regionale, con tutta poi l'altra problematica che riguarda le regioni a statuto speciale, dove gli elementi di specificità / specialità aumentano ancora. Dirigenza degli enti locali che da parte sua presenta altri interessanti ed aggiuntivi elementi di interesse, anche in ragione di quella che è una disciplina statale, il testo di enti locali, che contiene molteplici norme che disciplinano la dirigenza, da coniugare in questo caso in maniera forse più diretta con quelle del 165 e con un ruolo degli enti locali sempre, non voglio dire controverso, ma dai contorni un po' sfumati, che sono i rapporti tra dirigenza e segretario comunale, e anche con riferimento a quegli enti locali nei quali dirigenza non c'è, e quindi c'è un tema di attribuzione di funzioni dirigenziali a dipendenti di categoria D, con tutte le problematiche anche connesse al ruolo delle posizioni organizzative in quanto incaricati di funzioni dirigenziali. È un tema sicuramente di grande interesse. Io sono pronto ad ascoltare i nostri tre amici, un'amica e due amici, perché non vorrei mai che credo che inizi proprio la professoressa Troisi, che è ordinaria Magna Grecia di Catanzaro, che presenterà la prima relazione, cui ci illuminerà l'apertura su questo tema di enorme interesse. E dopodiché, ovviamente, come di consueto, mi riserverò alla fine di dire due parole a conclusione dei lavori. Intanto passo la parola alla amica e collega Anna Troisi. Grazie. Io voglio innanzitutto ringraziare il professore Boscati e la professoressa Zilli, promotori e coordinatori di CLIP, per avermi coinvolta come componente del comitato scientifico e organizzatrice dell'evento odierno in questo importante programma di iniziative didattico-scientifiche tematiche sul lavoro pubblico, denso sotto il profilo dell'approfondimento degli argomenti trattati e che interpreta e rispecchia pienamente la missione humboldtiana dell'università, improntata all'osmosi e all'interazione tra didattica e ricerca, che ne vengono reciprocamente arricchite, in più avvalendoci delle nuove opportunità di confronto offerte dalla modalità digitale,
e che ha subito, come sappiamo, un'accelerata e capillare diffusione per effetto della recente pandemia. Mi complimento con i 2 ideatori di CLIP anche per la individuazione per questo primo ciclo annuale di seminari di un argomento, appunto il reclutamento nella pubblica amministrazione, così centrale nell'immediato e in prospettiva strategica. Una delle principali ragioni della scelta di dedicare un apposito incontro all'accesso all'impiego presso regioni ed enti locali è dovuta alla specialità e quindi in parte diversità, come ha sottolineato il professore Boscati poco fa, del sistema delle fonti regolative e conseguentemente dei contenuti normativi delle procedure di reclutamento, tanto di livello non dirigenziale quanto dirigente, nelle autonomie territoriali, rispetto a quelli generali di matrice statale analizzati nei precedenti webinar. Il tema sarà di interesse anche nel prossimo futuro, considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza preannuncia consistenti immissioni di personale pubblico e azioni specifiche di rafforzamento quantitativo e qualitativo delle dotazioni in funzione di ricambio generazionale pure nelle amministrazioni non centrali, ma soprattutto locali, nell'ambito di una delle 2 riforme orizzontali del PNRR, quella dell'APA, l'altra è la giustizia, e all'interno della missione 1, digitalizzazione, innovazione e sicurezza nell'APA, in cui come riforme sono contemplate il supporto alla trasformazione dell'APA locale, accesso al reclutamento, competenze e carriere. Nel PNRR viene in proposito rilevata una situazione di sofferenza accentuata per molti versi per gli enti territoriali rispetto agli altri livelli e tipi di amministrazioni pubbliche. La contrazione degli organici delle amministrazioni locali per effetto dei tagli della spending review, dei blocchi o restrizioni delle assunzioni e delle restrizioni economiche del patto di stabilità interno degli ultimi decenni è un approccio critico nei confronti delle performance e dello stato attuale di regioni e autonomie locali. Nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica col blocco del turnover ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici dell'APA italiana, oggi inferiore alla media OCSE, e il ricambio generazionale è stato lento e parziale, ad eccezione della scuola. Questi problemi sono più gravi nelle amministrazioni periferiche. Le amministrazioni regionali e locali hanno infatti particolarmente subito le politiche di contenimento della spesa attuate durante gli anni di crisi economica e hanno registrato tagli per oltre 26,6 miliardi di euro di trasferimenti tra il 2007 e il 2015, una riduzione di circa il 50%. La sostituzione del personale in servizio è stata pari a un solo nuovo assunto ogni 2 cessazioni nelle amministrazioni locali. La carenza di nuove competenze è anche determinata dal taglio delle spese di istruzione e formazione per i dipendenti pubblici ed inoltre tale limitata attività di formazione è anche poco finalizzata. Nel 2018 la formazione ICT ha coinvolto solo il 7,3% dei dipendenti dell'APA locale, con una diminuzione dello 0,4% rispetto al 2015. A fronte di crescenti vincoli numerici, anagrafici e formativi, l'APA italiana si trova a gestire un insieme di norme e procedure estremamente complesse, progressivamente stratificatesi nel tempo in maniera poco coordinata e spesso conflittuale su diversi livelli amministrativi, nazionale, regionale e locale. Il Mezzogiorno poi, sempre secondo l'analisi del PNRR, è caratterizzato non solo da un più basso livello di PIL pro capite rispetto al centro-nord, ma anche da una più bassa produttività, qualità e quantità del capitale umano, delle infrastrutture e dei servizi offerti dall'APA. Inoltre, nell'attuazione del PNRR è assegnato un rilevante ruolo a regioni ed enti locali a fronte di ciò, in particolare nella realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti per la missione 5, inclusione e coesione lavorativa, sociale e territoriale. La modernizzazione dell'APA, secondo il PNRR, consiste nel migliorarne l'efficacia, in particolare investendo nell'adeguamento delle competenze dei dipendenti pubblici, reskilling e upskilling del capitale umano, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. La riforma è mirata ad accrescere la capacità amministrativa a livello centrale e locale, rafforzando i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici, oltre
oltre che in termini appunto di semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Non a caso 2 delle 4 dimensioni lungo le quali è orchestrato tale sforzo sono riformare i meccanismi di selezione del personale dell'APA e sviluppare all'interno dell'APA un capitale umano di assoluta eccellenza, finanziando un forte piano di attrazione, selezione, assunzione, retention e valutazione del talento, rinnovando i meccanismi di carriera attuali, verticali e orizzontali e riorganizzando i modelli di training attuali, cioè le competenze. Le riforme di sistema che accompagnano l'attuazione del piano, improntate appunto alla semplificazione e al rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni del Mezzogiorno, dovrebbero accelerare gli investimenti e consentire un maggiore assorbimento delle risorse e una migliore efficacia nell'impiego dei fondi esistenti con un impatto rilevante sul Sud. Infatti la riforma dell'APA prevista dal PNRR mirerebbe a fornire strutturalmente beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese. Ecco appunto perché il primo dei 4 assi principali su cui si muove la realizzazione del programma è l'accesso, per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione. Sulle persone si gioca il successo non solo del PNRR, ma di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese. Il miglioramento dei percorsi di reclutamento è un passo importante per acquisire le migliori competenze necessarie per rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e del mondo produttivo ed è determinante ai fini della formazione, della crescita e della valorizzazione del capitale umano. Ma già il di poco precedente patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, firmato il 10 marzo 2021 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL Cisle Will, faceva espresso riferimento fin dall'incipit alla centralità delle donne e degli uomini della pubblica amministrazione, oltre che nello Stato, nelle regioni e negli enti locali, nel sistema della conoscenza e nella sanità e nelle agenzie pubbliche, sulla cui capacità di affrontare con le migliori competenze professionali tutte le sfide sempre al servizio di comunità, cittadini e imprese in momenti di emergenza e di ricostruzione e rilancio, confidare per la ripartenza del nostro Paese. Il patto individuava la centralità del ruolo della pubblica amministrazione in qualità di motore di sviluppo per perseguire la modernizzazione del Paese e l'obiettivo cruciale della coesione sociale. E anch'esso rilevava che, benché nell'emergenza l'azione amministrativa a livello centrale nelle strutture locali e periferiche avesse dimostrato capacità di resilienza e di adattamento, la fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di interesse collettivo rappresentava una realtà da affrontare rapidamente. Una delle 2 direttive su cui, secondo questo patto, dovrà muoversi appunto la riforma è l'aggiornamento continuo delle competenze dei dipendenti pubblici, anche selezionando nelle assunzioni le migliori attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati. La costruzione della nuova PA si fonda sull'ingresso quindi di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone del lavoro. E la semplificazione dei processi e un massiccio investimento in capitale umano possono aiutare ad attenuare le disparità storiche e accompagnare la transizione verso l'innovazione e la sostenibilità di tutte le attività di tutte le pubbliche amministrazioni. Pertanto, dato il quadro riformatore recente, imminente, occorre prima di tutto avere contezza di quali siano gli strumenti normativi, cioè il tipo di fonti a disposizione di regioni ed enti locali per disciplinare la materia del reclutamento dei propri dipendenti. Qui il riparto di competenze legislative e normative in genere, dettato dall'articolo 117 della Costituzione nella versione vigente introdotta dalla legge costituzionale 3/2001, si presenta più articolato rispetto alla matrice legislativa e regolamentare esclusivamente statale della disciplina generale del reclutamento del pubblico impiego che si applica alle amministrazioni centrali ministeriali. Coinvolge infatti come soggetti regolatori rispettivamente le regioni e le autonomie locali.
Anticipo subito la dicotomia del sistema di fonti e sotto il profilo contenutistico delle discipline che emergerà con evidenza nel corso del seminario odierno tra impiego alle dipendenze delle regioni da una parte e impiego alle dipendenze dei vari enti locali, lo ricordiamo, principalmente quelli individuati all'articolo 114 della Costituzione, comuni, province e città metropolitane dall'altra parte. Non a caso saranno oggetto di due distinte relazioni oggi. Il dottor Antonio Ambrosino si occuperà delle regioni, a seguire il professor Mario Cerbone degli enti locali, da esperto peraltro di tale ambito. Infatti li ringrazio entrambi per aver accettato di partecipare a questo seminario. Mi limito pertanto ad inquadrare sistematicamente il tema in modo da lasciare adeguato spazio ai relatori di oggi. Come presupposto imprescindibile da cui partire, la ricostruzione dell'assetto delle fonti regolative del reclutamento va dunque calata all'interno del sistema delle competenze normative in materia di lavoro pubblico, come è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che rappresenta pertanto un importante punto di riferimento della riflessione. Al riguardo campeggia la risolutiva distinzione tra profili privatizzati e profili non privatizzati del rapporto di lavoro pubblico, tanto non dirigenziale quanto dirigente. Per i primi, i profili privatizzati, vi è sempre la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. I secondi, denominati pubblicistico-organizzativi dalla Corte Costituzionale, utilizzando una felice espressione di matrice dottrinale, rientrano nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dell'ente, che è comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale. E dunque, mentre l'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale è appannaggio della potestà legislativa piena residuale della regione stessa, in applicazione della clausola di residualità del comma 4 del 117, poiché manca un titolo costituzionale espresso che affidi allo Stato questa competenza in via esclusiva concorrente e quindi le regioni non sono più soggette al limite del rispetto dei principi fondamentali di legislazione statale, come era secondo la previgente competenza concorrente Stato-Regione in materia di impiego pubblico regionale di cui all'originario articolo 117 della Costituzione. Invece per gli enti locali tali aspetti pubblicistici organizzativi sono distribuiti tra la competenza esclusiva del legislatore statale, concernente organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, articolo 117,2 lettera P della Costituzione, e la potestà statutaria e regolamentare dell'ente locale in materia di ordinamento e organizzazione anche del personale, valorizzata dall'espresso riconoscimento costituzionale negli articoli 114,2 e 117,6 della Costituzione, a partire dal quale è stata ritenuta persino configurabile una riserva di competenza normativa degli enti locali, quantomeno con riguardo alla disciplina dell'organizzazione interna. Al fine dell'attribuzione della relativa potestà normativa, occorre dunque individuare la collocazione nell'ordinamento giuridico, secondo le scelte sistematico-normative effettuate dal legislatore ordinario, del reclutamento tra i profili privatizzati, ovvero tra quelli non privatizzati. In proposito, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro è proprio una delle famose 7 materie elencate nell'articolo 2,1 lettera C dell'originaria legge delega numero 421 del 92, sottratte all'area privatizzata e contrattualizzata del rapporto di lavoro pubblico e dunque mantenute nel diritto pubblico amministrativo e regime pubblicistico. Sono pertanto istituti sicuramente di matrice pubblicistica organizzativa, come parte della residua sfera pubblicistica del lavoro pubblico, la cui vigenza è stata confermata dall'articolo 40 del decreto 165 come modificato nel 2009. Dunque, dalla combinazione dei due elementi, attribuzione della categoria dei profili pubblicistici organizzativi all'autonomia normativa di regioni e enti locali e natura, valenza pubblicistica del reclutamento, discende la particolare ampiezza della competenza normativa e conseguentemente amministrativo-gestionale degli enti territoriali in materia di accesso al rapporto di impiego, sia non dirigenziale sia dirigenziale, che quindi è rimesso il reclutamento alla potestà legislativa piena e regolamentare della regione in materia ordinamentale per l'impiego regionale
e con allineamento delle regioni ordinarie rispetto a quelle a statuto speciale, che erano già precedentemente dotate dai rispettivi statuti, che sono leggi costituzionali, di tale ampia potestà legislativa primaria o piena in materia di personale, anche per il reclutamento, e invece il reclutamento è da attribuire all'autonomia normativa di ciascun ente locale nell'osservanza della cornice legislativa statale per l'accesso al relativo impiego. Ciò è stato con sicurezza affermato dall'orientamento costante della profusa giurisprudenza costituzionale sul tema riguardante l'impiego regionale, l'accesso all'impiego regionale. Leggo solo il passaggio della sentenza 380/2004, una delle prime, se non la prima, ad aver espresso il principio di diritto. La sentenza ha puntualizzato che la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. Dunque, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, in quanto riconducibile alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, è preclusa allo Stato, a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio, e spetta alla competenza residuale delle regioni, ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali. Questa competenza piena regionale è dunque sottoposta agli unici limiti dei principi generali di organizzazione pubblica, nonché dell'eventuale intersezione con ambiti materiali rientranti in altro tipo di competenza legislativa esclusiva statale o concorrente, ad esempio col coordinamento della finanza pubblica di potestà concorrente Stato-Regione, ai sensi del 117,3, e quindi con i relativi principi fondamentali di legislazione statale, sovente non a caso evocato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici come titolo di competenza per legittimare interventi del legislatore statale di carattere finanziario, vincolanti anche per le regioni, volti al contenimento della spesa pubblica corrente, essendo quella per il personale una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico. Sulla potestà regolativa degli enti locali, affidata in particolare al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, incide invece soprattutto la concomitante competenza del legislatore statale, con la persistente vigenza della disciplina sul reclutamento negli enti locali del decreto legislativo 267/2000, il testo unico degli enti locali, in specie gli articoli 89 e 91, ma anche del decreto 165/2001, articoli 35 seguenti e DPR numero 487 del 94. In entrambi i casi poi, naturalmente i rispettivi legislatori e conseguentemente a cascata i provvedimenti secondari e gli atti di autonomia normativa in genere devono osservare i principi costituzionali in materia, in particolare quello del concorso pubblico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione. E non a caso questo parametro costituzionale è stato oggetto di numerose impugnative in via principale davanti alla Corte, anche statali contro leggi regionali, recanti misure di stabilizzazione o procedure riservate o molto semplificate o assunzioni a termine. Data la particolare ampiezza della potestà normativa degli enti territoriali in tema, che quindi possono discostarsi dalle soluzioni regolative adottate a livello centrale, ecco perché in definitiva è importante delimitare i confini della materia del reclutamento, per comprendere per quali ambiti vi sia questa competenza regionale e locale e quali istituti non siano invece riconducibili ad essa e magari rientranti in aspetti privatizzati e dunque vincolati all'osservanza della disciplina legislativa statale. Questa operazione di delimitazione della fattispecie del reclutamento è stata effettuata in molti casi dalla stessa Corte Costituzionale, che vi ha fatto rientrare ad esempio la disciplina delle prove concorsuali, l'accertamento delle competenze informatiche, la gestione e la proroga delle graduatorie concorsuali. E invece, come profili da reputarsi non appartenenti al reclutamento pubblicistico, ma concernenti istituti privatizzati e dunque di ordinamento civile, disciplinati quindi dal legislatore statale uniformemente per tutte le amministrazioni pubbliche, incluse quelle territoriali,
e solo dallo stesso legislatore statale eventualmente delegabili ad altra fonte normativa, inclusi in linea teorica per gli aspetti attuativi dei regolamenti regionali, ai sensi del 117,6, la Corte Costituzionale appunto tra questi profili privatizzati, istituti privatizzati, quindi esclusi dalla area pubblicistica del reclutamento, ha individuato, ad esempio, il passaggio diretto tra amministrazioni, le progressioni di carriera verticali e economiche orizzontali, il distacco presso la PA di personale privato, la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti lavorativi a tempo determinato, cioè stabilizzazione ex legge di personale precario, come pure di lavoratori socialmente utili, trattandosi di innovazione del rapporto giuridico. La mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, essendo una fattispecie di cessione del contratto, e il relativo obbligo per l'amministrazione di rendere pubbliche le disponibilità dei posti per la mobilità, come condizione di legittimità delle successive procedure di reclutamento, la mobilità collettiva per eccedenza dei esuberi di personale, il collocamento in disponibilità, la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il mutamento temporaneo di mansioni, in particolare l'adibbizione a mansioni superiori, il conferimento di incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all'amministrazione, con costituzione del rapporto mediante stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato. E quindi il quadro giuridico appena delineato sul reclutamento regionale e locale è indispensabile premessa e prodromico per poter esaminare gli interventi del PNRR e dei relativi decreti legge attuativi in merito. Venendo conclusivamente a questi, formulerò solo poche battute. Da una parte, le recenti disposizioni statali sull'avvio di un piano straordinario di reclutamento in attuazione del PNRR sembrano tener conto di tale differente modulazione del regime giuridico dell'accesso per regioni ed enti locali. Il decreto legge 80/2021, convertito con modifiche dalla legge 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR, per assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti appunto nel piano, introduce infatti norme speciali puntuali con specificità di previsioni di dettaglio solo per il reclutamento negli enti locali, non altrettanto per le regioni. Ad esempio, l'articolo 3,7 bis che integra l'articolo 30 del decreto 165/2001, ma soprattutto gli articoli 3 bis riguardante selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e 3 ter riguardante semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali. Ma anche l'articolo 31,1 bis del decreto legge 152/2021, anch'esso contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, riguardante il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR nei comuni, e l'articolo 31 bis dello stesso decreto sul potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nonché l'articolo 42 sulla città di Taranto. Quanto ai contenuti, si tratta di norme che semplificano le assunzioni negli enti locali, rimuovendo vincoli normativi preesistenti o comunque introducono misure agevolanti. Dall'altra parte però si nota una certa complessiva propensione del legislatore statale alla centralizzazione. L'intento è abbastanza chiaro. La tendenza del PNRR e dei decreti attuativi uniformante delle regole del reclutamento. Un po' meno chiaro è il titolo di competenza legislativa dello Stato, esclusiva o quantomeno concorrente con le regioni, sulla base nell'esercizio del quale vengono effettuati tali interventi normativi unificanti. Diverse previsioni legislative nell'impartire norme sul reclutamento si rivolgono come destinatarie della disciplina a tutte le amministrazioni, di cui all'articolo 1,2 del decreto 165/2001, quindi anche alle regioni. Questo già l'articolo 10 del decreto legge 44/2021, che recava misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, stabilendo modalità semplificate di svolgimento delle prove e delle procedure per i concorsi pubblici e assicurandone comunque il profilo comparativo al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale.
Parimenti l'articolo 1 del decreto legge 80/2021 recante modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti del PNRR, peraltro contiene un non meglio circostanziato riferimento a modi di autoqualificazione normativa ai principi fondamentali di legislazione concorrente, senza indicazione però della materia del comma 3 del 117 della Costituzione implicata. Analogamente l'articolo 3,6 del decreto legge 80/2021 a proposito delle modifiche alle norme sull'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto 165. Sembrerebbe una riproduzione della formula contenuta in apertura del decreto 165 del 2001, che però era riferita all'assetto di competenze del previgente articolo 117 della Costituzione, dunque da ritenersi senz'altro superata. La possibile via per ritenere conformi a Costituzione siffatte misure legislative statali omologanti di considerarle espressioni di principi generali di organizzazione pubblica di appannaggio in quanto tali del legislatore centrale si scontrerebbe peraltro con un'eccessiva dilatazione della nozione e relativa categoria giuridica. Alcune di queste previsioni, anche per il reclutamento, sono formalmente coperte dalla statuizione della previa intesa della Conferenza Stato-Regioni o di quella unificata ai fini della legittimità costituzionale, in ossequio al principio di leale collaborazione interistituzionale, ad esempio lo stesso articolo 3, nonché gli articoli 2 e 9 del decreto 80. In effetti solo per talune previsioni specifiche è più agevole rintracciare l'ambito materiale fondante la potestà legislativa statale. Ad esempio per il portale unico del reclutamento pubblico coinvolgente tutte le PA, una nuova infrastruttura, piattaforma digitale che dovrebbe facilitare la gestione e lo scambio dei dati sul reclutamento e velocizzare l'attività propedeutica di preselezione e nonché agevolare la pianificazione strategica delle risorse umane delle amministrazioni centrali e locali, raccogliendo in un unico punto le informazioni sulle competenze dei dipendenti della PA in servizio, in questo caso il titolo di competenza potrebbe essere rinvenuto nella materia esclusiva statale del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117,2 lettera R della Costituzione, e parimenti per la struttura di supporto esterno alla trasformazione digitale delle PA locali e alla migrazione al cloud. Oppure le norme di carattere economico-finanziario concernenti il reclutamento possono rientrare nei principi fondamentali di matrice statale della materia concorrente che prima evocata, del coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo, in ogni caso, una possibile soluzione generale sarebbe quella di invocare il medesimo titolo di competenza legislativa esclusiva statale indicato come fondamento dell'intervento di impronta dirigistica di livello statale nazionale nel sistema di governance complessivo dell'attuazione del PNRR. In proposito, l'articolo 33 del decreto legge 152/2021 introduce il nucleo PNRR Stato-Regioni presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, operativo fino al 31 dicembre 2026. E il sistema accennato di governance per il PNRR a cui mi riferisco è poi delineato dal titolo primo, parte prima, sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR del decreto legge numero 77/2021, convertito con modifiche dalla legge 108/2021, che istituisce tra gli altri, faccio solo gli esempi principali, la cabina di regia per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui partecipano anche il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nonché i Presidenti delle singole regioni o province per questioni di loro competenza, il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del governo, delle regioni e province autonome, enti locali e dei rispettivi organismi associativi, nonché di Roma Capitale, delle categorie produttive e sociali, università, ricerca, società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Poi c'è la segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, l'ufficio per
per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Servizio Centrale per il PNRR, l'Ufficio di Audit del PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rafforzamento della rete governativa permanente dell'attuazione del programma di governo coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il governo costituirà anche una task force digitalizzazione, monitoraggio e performance delle PA e delle task force locali che possano aiutare le amministrazioni territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure, fornendo assistenza tecnica necessaria alle amministrazioni anche locali, fondamentali per promuovere un utilizzo rapido e efficiente delle risorse pubbliche. Ebbene, qual è la base giuridica legittimante tali interventi del legislatore statale? Questa è enunciata nell'articolo 1 del decreto legge 77/2021, che dichiara in primo luogo che ai fini del decreto e della sua attuazione assume preeminente valore l'interesse nazionale, categoria che torna in auge, alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei piani PNRR, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari e Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione Europea in materia di clima e di ambiente. E soprattutto la disposizione afferma che le norme del decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento europeo 241 del 2021 sul PNRR, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione Europea, di cui all'articolo 117,2 lettera A della Costituzione, e definiscono ai sensi del 117,2 lettera M livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mi fermo qui per lasciare la parola ai relatori secondo l'ordine prima individuato e quindi partendo dal dottor Ambrosino, assegnista di ricerca in diritto del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ci parlerà dell'accesso all'impiego pubblico regionale. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il comitato organizzatore di questo ciclo di incontri e in particolare i coordinatori professori Alessandro Boscati e Anna Zilli, nonché l'intero comitato scientifico per aver consentito la mia partecipazione. Come correttamente anticipato da professor Lisi, il tema che mi accingo a commentare riguarda l'accesso sia al pubblico impiego, ma non nelle amministrazioni centrali dello Stato, bensì presso le regioni, che unitamente alle altre articolazioni periferiche, i comuni, le province e le città metropolitane, concorrono ai sensi del primo comma dell'articolo 114 della Costituzione a formare la Repubblica, a costruire la Repubblica. Le ragioni di questa attenzione, tanto elevata da dedicare per l'appunto un apposito modulo seminariale, risiedono nel grado di autonomia che tali enti godono ai sensi del secondo comma del 114 della Costituzione. La predetta norma è stata, come è noto, investita dalla riforma avvenuta ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, la numero 3, ma in realtà anche prima della riforma la dottrina costituzionale riconosceva comunque un'autonomia politica con poteri di autodeterminazione tipica di enti in grado di esprimere un proprio indirizzo politico e di scegliere fini ed obiettivi della propria azione e dei propri interventi. Autonomia da molti però considerata monca, se non accompagnata da una potestà normativa primaria o esclusiva come quella dello Stato. È chiaro che con la riforma del titolo V si è registrata anche concettualmente un'inversione di rotta. Quindi, secondo l'articolo 114, comma secondo, la definizione di comuni, province, città metropolitane e ovviamente regioni, quali enti autonomi, costituisce la premessa logico e giuridica per l'ulteriore disposto, secondo cui essi hanno dei propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Le regioni in particolare, con i loro statuti, che non necessitano, a differenza degli altri enti locali, della mediazione legislativa statale per la definizione delle loro funzioni fondamentali, hanno la possibilità di assumere scelte libere e autonome, purché ovviamente adottate in armonia con la Costituzione. Appare quindi evidente che le regioni hanno un loro ordinamento, o meglio, senza voler scomodare le teorie ordinamentali di Santi Romano, un proprio apparato di governo e di amministrazione pubblica che necessita di organizzazione di risorse soprattutto umane.
Ed è proprio questo l'oggetto della disamina odierna: quali meccanismi governano il sistema di accesso al pubblico impiego regionale e soprattutto con quali modalità le regioni rimpinguano di personale il loro apparato organizzativo, espressione dell'autonomia anzidetta. Ho riferito in apertura dell'intervento che per parlarsi di autonomia è auspicabile che la stessa trasbordi dal piano politico a quello normativo, o meglio, per essere più precisi, quello della potestà normativa. Pertanto appare opportuno, in virtù del nuovo riparto di competenze legislative frutto della riforma costituzionale del titolo V, appurare preliminarmente, ricalcando in pratica quanto riferito dalla professoressa Troisi, a quale competenza legislativa possa essere riferita la materia di accesso al pubblico impiego regionale. È alquanto pacifico ormai che la materia del lavoro pubblico, in virtù della sua privatizzazione, possa essere sussunta nell'ambito dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il lavoro pubblico regionale invece può essere considerato un giano bifronte. Da un lato è anch'esso sottoposto alla disciplina del codice civile e delle leggi sul lavoro privato e delle altre fonti di origine contrattuale. In virtù della riferita privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di impiego, i profili regolativi dello stesso vengono definiti dalla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi del 117, comma secondo, lettera L della Costituzione. Dall'altro lato, tutti gli elementi connessi ai profili pubblico-organizzativi del lavoro vengono ricondotti nell'alveo dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale, che in assenza di specificazioni vengono regolati dalle regioni con propri atti legislativi, trattandosi delle materie cosiddette innominate rientranti nella potestà legislativa regionale. Chiaramente tale potestà legislativa regionale, essendo un potenziale bacino generale, per evitare che la stessa sia più ampia o estesa di quella statale, deve operare solo negli spazi non coperti dalle maggiori riserve di legge statale nei principali rami dell'ordinamento giuridico. L'apparato organizzativo regionale, comprensivo delle risorse e degli organici regionali, può tranquillamente essere ricondotto alla potestà legislativa residuale delle singole regioni, anche prendendo a riferimento, come aveva riferito la stessa Troisi, l'elenco dell'articolo 117,1 nella versione originaria della riforma, dove venivano affidati al legislatore regionale per l'appunto la materia dell'organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni. Il doppio canale regolativo riceve un definitivo conforto dalla giurisprudenza costituzionale. Sul punto è utile riportare, anche ai fini della presente relazione, alcune significative massime della Corte Costituzionale, utilizzando appunto queste slide che sono di ausilio sia a me e spero a chi mi ascolta. Ed invero, secondo la Corte Costituzionale, la 13 gennaio 2004, numero 2, seppur con riferimento alla dirigenza regionale, si è avuto modo di affermare che l'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le regioni, le quali, pur sono dotate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 117 della Costituzione, di poteri legislativi propri in tema di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale. La stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una seppur ridotta competenza normativa regionale in materia. Come ho già riferito, la mancata individuazione delle materie riservate alla competenza legislativa regionale impone di delimitare con chiarezza i confini della potestà normativa statale e di quella regionale in materia di pubblico impiego. La privatizzazione del rapporto di impiego, anche regionale, comporta che tutti i profili relativi al regime giuridico dipendente e tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro rientrino nella competenza legislativa statale. La giurisprudenza costituzionale ha ampiamente motivato tale vis attrattiva sulla base di esigenze di uniformità nei rapporti tra privati, ed invero è il caso di citare la Corte Costituzionale del 14 giugno 2007, la numero 189, che ha affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, essendo stato privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro fra privati ed è perciò soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti e che, conseguentemente, i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e come tali si impongono anche alle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale. Diversamente,
per ricostruire gli ambiti di competenza della potestà legislativa regionale in tema di pubblico impiego è possibile tuttora avvalersi dell'ausilio fornito, come riferito dalla professoressa Troisi, dall'articolo 2,1 lettera C della legge delega 421 del 92, che ha individuato le materie immuni alla privatizzazione, tra cui spiccano, relativamente al tema dei concorsi, esattamente i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, e i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Alla luce della predetta elencazione, appare evidente che i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro sono strettamente connessi con i profili dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale, e quindi è possibile affermare, quale logico precipitato, che la disciplina dell'accesso al pubblico impiego regionale è una materia sottratta alla competenza legislativa statale e affidata al legislatore regionale ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. Il conforto principale, diciamo, a questa deduzione, a questa conclusione interpretativa, come riferito anche dalla professoressa Troisi, è stato, ci perviene dalla Corte Costituzionale con una sentenza significativa, che è quella, la Corte Costituzionale 14 dicembre 2004, numero 380, che ha affermato che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, in quanto riconducibile alla materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, è preclusa allo Stato e spetta alla competenza residuale delle regioni nel rispetto dei limiti costituzionali ex articoli 51 e 97. E ancora che rispetto al lavoro pubblico, la norma relativa alla disciplina concorsuale per l'accesso all'impiego deve ritenersi estranea alla materia dell'ordinamento civile, parimenti attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. La disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego è infatti sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. Va chiarito che le considerazioni sinora svolte connesse al riparto di competenza legislativa in materia di pubblico impiego regionale valgono sia per le regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale. È possibile infatti affermare che la riforma del titolo V abbia livellato le regioni sotto il profilo della potestà normativa. Il criterio discretivo tra elementi privatizzati del rapporto di lavoro pubblico rientranti nell'ordinamento civile e gli elementi non privatizzati è valevole per tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche per le regioni a statuto speciale. Le regioni, sia esse a statuto ordinario, sia esse a statuto speciale, come appena chiarito, godono della medesima potestà legislativa nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato, quindi tutte le regioni hanno in pratica lo stesso raggio d'azione nell'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale, e in particolare nella definizione dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e all'avviamento al lavoro. Raggio d'azione però non illimitato, in quanto le regioni, anche nella regolamentazione degli aspetti ordinamentali e organizzativi del rapporto di lavoro pubblico, sono soggetti comunque a dei principi costituzionali invalicabili. L'esistenza di tale freno legislativo consente ovviamente allo Stato di tirarlo. Infatti la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibili, anche dopo la riforma del titolo V, le impugnazioni da parte dello Stato, in via principale contro le leggi regionali, deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale e non solo quindi di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. Ciò viene appunto riferito dalla sentenza costituzionale del 15 gennaio 2010, numero 9. I parametri costituzionali che devono ispirare il legislatore regionale nell'esercizio della sua potestà normativa sono per lo più quelli contenuti negli articoli 28, 51, 54, 97 e 98 della Costituzione. Sulla base di tali coordinate costituzionali, il prodotto legislativo regionale non potrebbe derogare, ad esempio, la responsabilità penale, civile e amministrativa dei pubblici dipendenti per gli atti illeciti a loro compiuti ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, oppure i principi di uguaglianza e pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici di cui all'articolo 51, ovvero ancora i principi di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 54 della Costituzione. Con particolare riferimento poi alla materia dell'accesso al pubblico impiego regionale, che qui ci occupa, la potestà legislativa delle regioni si è spesso scontrata con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e la regola generale del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi, tutti derivanti dai precetti degli articoli 97 e 98 della Costituzione. Appare significativo sul punto il dettato della Corte Costituzionale,
la quale ha affermato che relativamente al conferimento degli incarichi a personale esterno dell'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7,6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 165, la previsione dell'assunzione, sia pure a tempo determinato, di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato a espletare, determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenze. In pratica la Regione avrebbe potuto derogare ai criteri statali di cui al decreto legislativo 165 citato, solo prevedendo altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale, secondo i canoni della buona amministrazione. Non sono isolati i casi in cui il legislatore regionale ha palesemente violato il principio del concorso pubblico, in cui ha palesemente violato tale principio, di cui all'articolo 97 ultimo comma, prevedendo delle stabilizzazioni di comodo del personale già operante presso l'amministrazione regionale in assenza di necessarie e specifiche ragioni giustificative. Basti citare appunto la Corte Costituzionale del 13 novembre 2009, la numero 293, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale del Veneto, la numero 3 del 2008, sollevati in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La disciplina regionale, nell'estendere le procedure di stabilizzazione al personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale, introduce una deroga al principio costituzionale del concorso. In mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla. Quindi la stabilizzazione del ruolo dei dirigenti sanitari non è infatti subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, per il soddisfacimento delle quali risponde a esigenze di buon andamento o ricorre esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturate soltanto all'interno dell'amministrazione stessa. Le regioni poi non sono tenute a rispettare solo i parametri costituzionali citati, ma sono soggette ovviamente anche al rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali al pari del legislatore statale, in virtù di quanto disposto dall'articolo 117,1 della Costituzione. Si comprende bene che la potestà legislativa regionale è imbrigliata da una fitta rete di maglie costituzionali tendenti, come avviene in via analogica per i rapporti tra privati, rientranti nell'ordinamento civile, a garantire l'uniformità, questa volta non sul piano privatistico, bensì sul piano ordinamentale. Uniformità che trova il proprio fondamento nello stesso principio di unità e di indivisibilità della Repubblica, di cui l'articolo 5 della Costituzione, imponendo anche al legislatore regionale di seguire i principi generali di organizzazione pubblica dettati dallo Stato e funzionali all'esercizio olistico della funzione pubblica nell'intero ordinamento. Da ultimo, non va dimenticato che le regioni, nell'esercizio della loro piena potestà legislativa, hanno comunque un forte impatto sulla spesa pubblica, soprattutto quando le stesse legiferano in materia di accesso al pubblico impiego, stante la significativa incidenza del costo del personale sui pubblici bilanci. Proprio per tale ragione, a seguito della riforma del titolo V, l'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica è una materia sottoposta alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, in cui la legislazione statale traccia i principi fondamentali per salvaguardare le esigenze di unitarietà di cui si è detto. Va rappresentato che la competenza in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario non è di agevole interpretazione e deve essere letta in connessione con le regole che l'articolo 119 della Costituzione detta in materia di finanza regionale e locale. In particolare il comma 2 di tale articolo dispone che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome e che essi stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tali principi dovrebbero dunque essere articolati su un livello fondamentale uniforme e dei livelli regionali differenziati. Le regioni, in definitiva, non possono operare e legiferare come una monade sotto il profilo finanziario, ma godono di una cosiddetta autonomia condizionata,
condizionato a cosa? Ai criteri e agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, consistenti in genere in prescrizioni statuali di tetti complessivi, talvolta anche transitori, che limitano il disavanzo o la spesa corrente, o alle volte attraverso la fissazione di parametri generali di contenimento della spesa. Le predette prescrizioni si registrano frequentemente in materia di pubblico impiego regionale, ove la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l'individuazione di limiti generali ad essa costituiscono esatta e legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato ai sensi del 117,3 della Costituzione, di determinazione dei principi fondamentali nella materia del cosiddetto coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. È legittimo affermare che la potestà legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale. Un concreto esempio di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica è rappresentato dall'articolo 9,28 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 122 del 2010, che ha obbligato le regioni a ridurre la spesa per l'assunzione di personale, diverse da quelle a tempo indeterminato, nella misura del 50% rispetto all'analoga spesa che si era sostenuta negli anni addietro. In tale principio è incappata di recente la Regione Abruzzo, tant'è che la Corte Costituzionale ha tacciato di incostituzionalità l'articolo 40,5 della legge regionale dell'Abruzzo del 10 agosto 2010, la numero 40, nella parte in cui prevede che i limiti alla spesa per il personale stabiliti dal predetto DL 78-2010 non si applicano alle spese per i contratti a tempo determinato del personale dipendente dai gruppi politici del Consiglio regionale. Quindi questo è proprio un esatto esempio di sforamento legislativo da parte della Regione. Una volta chiariti attraverso l'illustrazione dei limiti all'operatività normativa e i confini esatti della potestà legislativa regionale, non va sottaciuto che frequentemente le regioni si appropriano della gestione e della regolazione di profili non sempre rientranti nella loro sfera di competenza. Spesso le regioni disciplinano ad esempio autonomamente l'istituto della mobilità, prevedendo il passaggio di personale tra le proprie file, così facendo vanno a incidere su un istituto giuridico qual è quello della mobilità che certamente afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, così invadendo una sfera di competenza legislativa statale. La Corte Costituzionale infatti ha espressamente affermato, con la sentenza 31 gennaio 2014, la numero 17, che è da escludere che la normativa statale sulla mobilità collettiva si ingerisca nelle scelte della Regione e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale, trattandosi piuttosto di disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanare una con un'efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità delle amministrazioni centrali e locali non restino tra loro incomunicabili. Altro costante sforamento legislativo delle regioni avviene ad esempio tutte le volte che le stesse prevedono delle progressioni verticali per il personale nel sistema di classificazione basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc. Tant'è che la Corte Costituzionale ha affermato il principio in base al quale le progressioni dei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione delle dotazioni organiche complessive. Ciò l'ha affermato la Corte Costituzionale 1 aprile 2011, la numero 108. La giurisprudenza costituzionale infatti ha avuto modo di precisare che la procedura selettiva aperta all'esterno costituisce lo strumento unico per il passaggio ad una fascia funzionale superiore, atteso che la selezione interna viola il principio del buon andamento della pubblica amministrazione ed arreca grave pregiudizio allo stesso principio dell'efficienza. Il numero dei casi di violazione da parte delle regioni della potestà legislativa riservata allo Stato è ampio, registrandosi talune anomalie costituzionali attraverso l'uso-abuso di alcuni istituti di lavoro flessibile come il distacco. È accaduto infatti che con legge regionale si prevedesse l'impiego di personale esterno in distacco presso la pubblica amministrazione, creando una struttura lavorativa in via tendenzialmente permanente.
Una disposizione di tale tenore viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile in relazione all'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, perché non si limita a richiamare l'istituto del distacco di cui l'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 276 del 2003, ma lo disciplina in maniera peculiare e divergente dalla fattispecie legale. Peraltro, la disciplina statale del pubblico impiego prevede l'utilizzazione di forme flessibili di lavoro mutuate dal diritto privato solo per specifiche esigenze temporanee di carattere eccezionale. Pertanto la norma impugnata, ovviamente con riferimento alla normativa regionale, comportando una tendenziale internalizzazione del personale privato nell'organico regionale, viola altresì il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Le considerazioni sinora svolte, ad eccezione di alcuni rapidi passaggi, involgono i meccanismi di accesso all'impiego regionale del personale dipendente non dirigenziale. Per i dirigenti la giurisprudenza costituzionale con maggiore nettezza ha affidato sia la fase genetica come il reclutamento, l'accesso ai ruoli di dirigenza e le dotazioni organiche, sia quella fisiologica, comprensiva del conferimento concreto degli incarichi dirigenziali e delle relative responsabilità, alla potestà legislativa residuale delle regioni, in quanto il rapporto di lavoro dirigenziale è strettamente connesso per vocazione giuridica e politica alla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa. Tale ampiezza regolatoria delle regioni riduce i profili privatizzati del rapporto di lavoro dirigenziale riconducibile alla materia dell'ordinamento civile e quindi la stessa competenza legislativa statale. Sul punto si richiama la massima della Corte Costituzionale secondo cui una norma regionale in cui si prevede che la scadenza del termine di durata dell'incarico dirigenziale comporti la cessazione dell'operatività del provvedimento che lo ha conferito non implica la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato a disciplinare i rapporti di lavoro nell'ambito dell'ordinamento civile, essendo la norma diretta esclusivamente a disciplinare una materia di competenza residuale ex articolo 117, comma 4 della Costituzione, relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa della Regione. Come già detto, anche la potestà legislativa regionale del personale non dirigente, le scelte normative regionali non sono illimitate, ma soggiacciono a precisi condizionamenti costituzionali. Tra questi, per l'accesso alla dirigenza regionale, assume particolare rilievo i principi generali di organizzazione pubblica e, segnatamente, con espresso riferimento all'assunzione dell'incarico dirigenziale, il principio di distinzione tra politica ed amministrazione. Si sono susseguite infatti svariate pronunce della Corte Costituzionale sulla legittimità dello spoil system a livello regionale, ossia il noto meccanismo secondo il quale le forze politiche al governo affidano la guida della macchina amministrativa ai dirigenti di loro fiducia, con la conseguenza che in caso di cambio dell'esecutivo vi sarà la contestuale nomina di nuovi dirigenti in sostituzione. Con riferimento dunque allo spoil system regionale, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale, non conferiti dunque direttamente al vertice politico della regione, in quanto non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi dirigenziali generali, non possa ravvisarsi un'estensione dello spoil system che rimane limitato ai dirigenti cosiddetti apicali e non anche a quelli di livello non generale, intermedi. Questo è sempre la Corte Costituzionale appena citata, la 2006 numero 233. Nel solco del medesimo principio si pone poi la Corte Costituzionale del 23 marzo 2007, la numero 104, che ha avuto modo di affermare che il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali apicali a soggetti individuati intuito persone mira ad assicurare quel continuum tra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica nei confronti di questi ultimi la cessazione degli incarichi di lavoro conferiti dalla precedente giunta. Non altrettanto a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello non generale, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali. Diversamente, quindi, prevedere la cessazione di incarichi dirigenziali diversi da quelli del dirigente genererebbe una violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
Quanto sinora detto è stato utile a definire i contorni della competenza legislativa regionale residuale, utilizzando quali limiti di confine i principi giurisprudenziali enucleati dalla Corte Costituzionale. Ritengo interessante, a questo punto della trattazione, esaminare il risultato ultimo della potestà legislativa regionale in tema di accesso al pubblico impiego, attraverso l'illustrazione di talune disposizioni di legge regionale sul tema. Molte leggi regionali fissano innanzitutto dei principi generali da seguire. Ad esempio, la legge regionale Lazio, il 18 febbraio 2002, numero 6, all'articolo 5 prevede che l'accesso all'impiego regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno e del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e buon andamento dell'amministrazione, dello snellimento e delle procedure e della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra organi di governo e dirigenza. Lo stesso dicasi per la legge della Regione Toscana, la 9 gennaio 2009, numero 1, che all'articolo 1 prevede che il riordino e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di personale ed organizzazione avvenga nel rispetto dei principi dell'ordinamento degli uffici regionali e comunque nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità ed orientamento al risultato. Ovviamente tale definizione legislativa avviene attraverso il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'articolo 52 dello Statuto della Regione Toscana. E viene un rinvio nell'articolo 1 nei confronti dell'articolo 52 dello Statuto. Ancora più analitico poi è l'articolo 2 della legge regionale Lombardia 7 luglio 2008 numero 20, secondo cui le finalità a cui si ispirano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza delle regioni, degli enti e delle aziende regionali devono principalmente migliorare l'efficacia e l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai fabbisogni della comunità amministrata. Inoltre deve assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa, aumentare la flessibilità dell'organizzazione regionale riducendo l'area della regolamentazione legislativa, per l'appunto. Taluni regolamenti regionali, emessi poi in virtù di una potestà regolamentare riconosciuta dagli stessi statuti regionali, si occupano con maggiore concretezza delle procedure selettive per gli impieghi regionali e le modalità di svolgimento dei concorsi. È il caso ad esempio di citare il regolamento regionale della Regione Campania, 7 agosto 2019, numero 6, dove si stabilisce all'articolo 1 che le procedure di reclutamento si conformano ai principi di pubblicità della selezione, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche a sistemi automatizzati per le preselezioni, nonché a meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, e ancora rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. Più recente poi è il regolamento regionale della Regione Emilia-Romagna, 8 novembre 2021, numero 1, in materia di accesso all'impiego regionale, il quale, ricalcando i medesimi principi generali illustrati nel regolamento campano, riduce in pratica la distanza geografica con una vicinanza normativa, poiché i due regolamenti in pratica esprimono i medesimi principi. I provvedimenti regionali succitati individuano poi anche le diverse tipologie di selezione del personale, ricalcando per lo più le modalità selettive adoperate a livello nazionale. Ed invero è il caso di chiamare l'articolo 5,1 della legge regionale del Lazio, la numero 6 del 2002, secondo cui l'accesso all'impiego regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno nel rispetto dei principi generali prima enunciati, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscono in misura adeguata l'accesso all'esterno, o anche mediante l'utilizzo nei limiti di legge di graduatorie definitive regolarmente pubblicate, o ancora avviamento degli iscritti nelle liste di collegamento ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, e poi per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili di quella legge 68 del 1999, le norme appunto in materia di diritto al lavoro dei disabili.
Di analogo tenore è l'articolo 24 della legge regionale toscana numero 1 del 2009, secondo cui il reclutamento del personale presso la regione avviene con un contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente per il personale inquadrato nelle categorie A e B, che sono quelle le categorie diciamo più basse secondo il CCNL, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere, con le modalità previste dalla legislazione vigente per l'assunzione obbligatoria o mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che ne facciano domanda. Le disposizioni regionali, come appena illustrato, oltre a delineare le modalità di accesso agli impieghi regionali non dirigenziali, definiscono anche i meccanismi di accesso alla qualifica dirigenziale. Basti esaminare l'articolo 26 della legge regionale Lombardia, la numero 20 del 2008, il quale prevede che si accede ai ruoli dirigenziali regionali per concorso per titoli d'esame e percorso concorso. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire. Il legislatore lombardo ha avuto cura di precisare anche che per i dirigenti devono essere garantiti il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità, consentendo l'accesso sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione regionale a soggetti comunque muniti del diploma di laurea e di una comprovata esperienza quinquennale di natura professionale e funzionale al ruolo. Ancora più esemplificativo è l'ultimo regolamento citato dell'Emilia Romagna, il quale in un unico articolo specifica le procedure concorsuali sia per il personale non dirigente sia per i dirigenti e segnatamente l'articolo 4 statuisce che le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B, C e D, ovviamente secondo i livelli di inquadramento del CCNL, regioni ed enti locali, possono svolgersi per esami, per titoli ed esami, percorso concorso, escludendo per i dirigenti poi la selezione basata solo sui titoli. La predetta norma poi descrive anche le possibili prove a cui potrebbero essere sottoposti i candidati, contemplando prova scritta con contenuto teorico o pratico attitudinale, predisposta anche in forma di test a risposta chiusa, elaborazioni grafiche o una combinazione delle forme precedenti, una prova tecnico-pratica attitudinale o una prova orale o colloquio. E prevedendo altresì che per le categorie professionali più elevate l'accertamento delle conoscenze digitali e di almeno una lingua straniera. La norma regolamentare infine prevede che parte delle procedure selettive possono essere commissionate a soggetti specializzati proprio in selezione del personale. Infatti non è infrequente che le regioni affidano interamente a soggetti esterni le procedure di selezione del personale. Un altro concreto esempio dell'esercizio di tale delega è rappresentato dall'articolo 2,2 del regolamento regionale della Campania, secondo cui in attuazione dell'articolo 35,5 del decreto legislativo 165/2001, la regione Campania per lo svolgimento delle procedure di reclutamento può rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica a avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, cosiddetto RIPAM, fatte comunque salve le competenze della commissione esaminatrice. Infatti uno degli ultimi concorsi della Regione Campania è stato gestito esattamente dalla RIPAM, dalla commissione RIPAM. Ovviamente le disposizioni legislative e regolamentari illustrate rappresentano una mera esemplificazione della potestà normativa regionale, la quale, come già ampiamente detto, può estendersi o ridursi sempre però nell'ambito dei confini fissati dai parametri costituzionali individuati in precedenza. I contorni della potestà legislativa regionale sinora descritti sono stati fissati dalla giurisprudenza costituzionale sedimentatasi nel tempo, raggiungendo un preciso equilibrio. Tale equilibrio potrebbe ricevere un certo scossone dalla recente normativa attuativa dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed in vero il decreto legge 9 giugno 2021, il numero 80, convertito con modificazione dalla legge del 6 agosto 2021, la numero 113, contenente le misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia, il cosiddetto decreto reclutamento, trova piena applicazione anche per le regioni.
Trattasi di un provvedimento legislativo statale che estende alle regioni i meccanismi operativi volti all'ammodernamento, semplificazione e digitalizzazione delle procedure per i concorsi pubblici. Tra le norme che interessano più da vicino le regioni è il caso di citare l'articolo 4 che potenzia le funzioni del Formez PA, quale strumento di supporto all'amministrazione e all'attuazione del PNRR. In particolare si prevede che tale organo assista le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale, sviluppando forme di coordinamento anche mediante attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni regionali e locali. Infatti questo è l'articolo 4 del decreto legge del 80-2021. Da citare poi vi è l'articolo 9 del DL, il quale prevede che anche le regioni beneficiano di rilevanti stanziamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. In realtà la norma più significativa del DL 80-2021 in tema di accesso al pubblico impiego regionale, a mio avviso, è l'articolo 1, in cui i comma 4 e 4 bis del predetto articolo prevedono che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, tra cui ovviamente figurano le regioni, possono porre in essere, a seconda o meno che siano incaricate dell'attuazione dei progetti del PNRR, procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021 numero 44, il cosiddetto decreto Covid. L'articolo 1 del DL 80-2001 poi al comma 17 estende le deroghe ai limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale previsti al comma 1 della stessa norma anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, tra cui figurano a pieno titolo le regioni. E poi sempre il comma 17 infine conclude con una statuizione estremamente rilevante ai fini della trattazione sin qui svolta, ossia fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione. Il predetto comma 17, a mio modestissimo avviso, è di difficile collocazione sistematica per una serie di ragioni. In primo luogo, le indicazioni normative contenute nella disposizione in commento relative al piano di investimenti complementari al PNRR, che rinviano comunque al comma 1, sarebbero limitate ai soli incarichi di collaborazione di cui al comma 5 lettera A, necessari all'assistenza tecnica, ossia quelle attività commissionate ai professionisti in possesso delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Quindi tale precisazione sembra comunque circoscrivere l'ambito di applicazione del precetto. Secondariamente, poi, la restante parte del comma 17, pur richiamando le prescrizioni del solo comma 1, connesse per lo più ai profili finanziari delle procedure di reclutamento, afferma in maniera avulsa rispetto al tenore letterale precedente che tutte le disposizioni dell'articolo 1 del DL 80-2021 e quindi anche ad esempio i precetti in tema di procedure selettive semplificate di cui all'articolo 10 del decreto Covid costituiscono principi fondamentali ex articolo 117,3 della Costituzione. Il dettato normativo richiamato non è di poco conto. Orbene, in apertura della mia relazione avevo riferito che il lavoro pubblico regionale poteva essere considerato un giano bifronte in quanto destinatario dell'attenzione legislativa statale ai sensi del 117,2 lettera L della Costituzione per i profili privatizzati e contrattualizzati del rapporto di impiego regionale e dell'attenzione legislativa regionale di cui all'articolo 117,4 per le questioni attinenti all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa regionale, tra cui abbiamo ovviamente ricondotto i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro. E così, avviandomi anche alla conclusione del mio intervento, ritengo che l'articolo 1 del DL 80 del 2021 sembra adesso svelare un ulteriore volto, un ulteriore segmento regolativo. Le modalità speciali per il reclutamento del personale, il conferimento degli incarichi professionali per l'attuazione del PNRR
vengono rimessi alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo. Tale interpretazione appare pacifica, stante la formulazione letterale del comma 17 prima richiamato, il quale in origine prevedeva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del DL 80-2021 fossero delle norme di principio per le regioni e per gli enti locali, per poi in fase di conversione considerare gli stessi precetti dell'articolo 1 esattamente quei principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117,3 della Costituzione. Ad ogni modo, tale risultato interpretativo contempla per le procedure di selezione del personale cosiddette semplificate, insieme ai progetti del PNRR, la potestà legislativa di Stato e Regioni, sottraendo a quest'ultime una fetta significativa della loro competenza legislativa residuale, generando al contempo una certa confusione nel panorama ordinamentale faticosamente costruito ed equilibrato dalla giurisprudenza costituzionale che abbiamo richiamato. Ringrazio a tutti per l'attenzione. Prendo io la parola in continuità con gli interventi che mi hanno preceduto, e quindi anche io auguro un buon pomeriggio a tutti. E anche io mi unisco ai ringraziamenti già formulati in precedenza nei confronti del professore Boscati e della professoressa Anna Zilli, perché appunto mi hanno coinvolto in questo ciclo seminariale che sta arrivando un po' alle tappe finali. Diciamo, dopo questo incontro c'è quello di Udine e poi Benevento, e quindi ed è stata un'intuizione che io ricordo è nata un po' di mesi fa, proprio dell'idea di indagare a fondo un istituto appunto sotto le varie sfaccettature e sfumature. Ringrazio ovviamente la professoressa Anna Troisi, perché è comunque la padrona di casa oggi, perché il seminario, benché a distanza, comunque presso l'Università di Catanzaro, Magna Grecia. E quindi io entro subito in argomento perché appunto il tema che mi è stato assegnato, l'accesso visto dal punto di vista della prospettiva degli enti locali, veramente ha presentato e presenta una serie, una pluralità di direzioni interpretative. Quindi la prima difficoltà che ho dovuto affrontare nell'allestire un po' queste riflessioni, questa relazione, è legata appunto all'esigenza di tenere insieme in un discorso unitario le tante direzioni appunto dell'istituto, del reclutamento, dell'accesso, e devo dire queste tante direzioni confermano, cioè la prospettiva dell'autonomia territoriale, in particolare dell'ente locale, conferma a mio giudizio la fecondità di questa riflessione all'interno del discorso sul lavoro pubblico privatizzato. Anzi, io oserei dire che dà un grande contributo alla riflessione sull'impiego negli enti locali alla teoria generale del lavoro pubblico privatizzato, correggendo anche un po' quel difetto di impostazione della riforma del lavoro pubblico privatizzato, un difetto che ahimè viene perpetuato. C'è questa impostazione centralistica delle riforme fatte dal legislatore statale, cioè di costruire appunto delle norme a misura un po' più degli apparati statali centrali, per i quali poi l'adeguamento, con riferimento soprattutto agli enti territoriali, regioni ed enti locali, nei fatti si rivela molto complicato e pieno comunque di insidie interpretative. È un po' un difetto collegato al fatto anche che ci troviamo all'interno di un processo di riforma, quello avviato appunto agli inizi degli anni 90 del secolo scorso, permanentemente in itinere, o come è stato detto efficacemente, che ci dà un po' la percezione dell'eterno incompiuto, cioè dell'incompiutezza di questo processo di riforma, incompiutezza che, ahimè, si coglie soprattutto se si guarda la riforma dalla prospettiva laterale degli enti locali. Io voglio prendere proprio le mosse nella mia riflessione dalla diciamo, attenta collocazione dell'istituto del reclutamento, cioè dell'accesso, all'interno del più ampio processo di riforma della cosiddetta privatizzazione. E riprendere un po' quello che è un dibattito che in apparenza è consolidato, intorno alla ricostruzione interpretativa assolutamente, potrei dire, dominante
nell'elaborazione giurisprudenziale e anche nella dottrina, benché ci siano posizioni interpretative divergenti di cui darò conto, e che è stata poi anche esplicitata già nell'intervento appunto di Anna Troisi, che guarda alla fase del reclutamento, della selezione, dell'accesso come quell'area di confine, l'ultimo avamposto del diritto amministrativo nel reclutamento dei pubblici dipendenti, quasi a voler adottare quello spartiacque, se vogliamo semplificare, tra diritto amministrativo e diritto del lavoro. E la giurisprudenza, come dicevo prima, in maniera più puntuale, con una giurisprudenza che è sicuramente consolidato, ha poi individuato questa linea di confine, questo spartiacque, questo avamposto, sicuramente nella fase che si chiude, si esaurisce con l'approvazione della graduatoria finale, della graduatoria concorsuale finale. Separando questa fase, quindi tutto ciò che va dalla programmazione del fabbisogno di personale all'approvazione della graduatoria concorsuale finale, resta nell'area pubblicistica ed è separata concettualmente e giuridicamente dalla successiva fase di instaurazione della relazione contrattuale, che invece è pienamente nell'alveo privatistico, in quell'area che è stato detto prima della privatizzazione. E questo assetto, ripeto, dal punto di vista interpretativo è abbastanza consolidato, soprattutto la giurisprudenza che è stata chiamata soprattutto a sciogliere il delicato nodo del riparto di giurisdizione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione del giudice ordinario, ha dato numerosi tasselli a questa ricostruzione, numerose pronunce che consolidano questo orientamento, che guarda a questa fase che ho detto prima si chiude con la graduatoria come un'area dove la pubblica amministrazione esercita un potere amministrativo discrezionale, un potere di tipo pubblicistico sicuramente, in quanto è chiamata ad effettuare una ponderazione di interessi al fine di compiere la scelta più ragionevole in funzione dell'interesse generale. Tra l'altro, anche questo è stato detto, il legislatore statale nella legge delega di avvio del processo riformatore la 421 del 92, in quelle 7 materie non a caso inseriva espressamente quella della selezione e del reclutamento, cioè con l'idea di impermeabilizzare l'area prodromica alla costituzione del rapporto rispetto alla contrattualizzazione, che era invece l'elemento forte di unificazione tra pubblico e privato. Quindi questa impermeabilizzazione che opera sia nei confronti ovviamente dell'aspetto individuale, ma anche di quello collettivo. E quindi, diciamo, l'approvazione della graduatoria è il limite temporale, segna il limite temporale, dice la giurisprudenza, oltre il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. È la fase in cui si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa della pubblica amministrazione. La fase successiva, ancora la giurisprudenza sottolinea, rientra pienamente nell'alveo privatistico e va quindi valutata alla luce dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni. E questo, ripeto, è un orientamento assolutamente consolidato anche da pronunce delle sezioni unite della Cassazione, ma anche della stessa giurisprudenza amministrativa, e che addirittura si collega con quella elaborazione giurisprudenziale che poi fornisce anche una perimetrazione ristretta della nozione di procedure concorsuali. Anche questo lo diceva, mi ha anticipato Anna, cioè la nozione ristretta di procedure concorsuali che diciamo si tocca con mano, ad esempio, quando la stessa giurisprudenza affronta il tema del cosiddetto scorrimento di graduatoria di concorsi già espletati. Qui la Cassazione precisa che lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, quindi dinanzi ad una domanda di un ricorrente che avanza la pretesa di dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, questa verte sul diritto all'assunzione con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche qui è una sezione unita del 15 febbraio del 2022, la 4870. Ovviamente
ad eccezione dei casi in cui invece la pretesa riconoscimento di questo diritto è conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, cioè quando invece la contestazione dovesse investire l'attività amministrativa, l'esercizio del potere, in quel caso resterebbe nella giurisdizione amministrativa, altrimenti anche lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Del resto anche diciamo in considerazione dell'interpretazione sistematica della norma processuale del 165, cioè l'articolo 63 con riferimento al comma 4. E questo a dimostrazione di come la giurisprudenza in particolare abbia delineato con precisione, in maniera rigorosa, questa linea di demarcazione, questa distinzione che per noi lavoristi, ripeto, è ovviamente molto importante, ma la giurisprudenza, e in questo anche quella costituzionale, ha ribadito anche un altro aspetto che la dottrina aveva posto giustamente in discussione, cioè se questa sottoposizione, questa esclusione dell'area della privatizzazione significa anche necessariamente applicazione di un regime pubblicistico, e questo qui è intervenuto appunto la Corte Costituzionale, perché ovviamente sulla materia insistono vincoli costituzionali già ampiamente richiamati, che vedono nel concorso la formula ordinaria, generale, ordinaria di reclutamento delle pubbliche amministrazioni per garantire l'efficienza e il buon andamento e l'imparzialità di cui all'articolo 97. E quindi le deroghe che il legislatore dovesse apportare a questo principio generale devono essere rigorosamente agganciate a delle esigenze funzionali, straordinarie e peculiari di interesse pubblico idoneo a giustificarle. E quindi la Consulta ha chiarito anche che la selezione concorsuale, sia che riguardi la costituzione di un nuovo rapporto, sia che riguardi l'avanzamento, diciamo, di carriera, la progressione di carriera del dipendente, ha sempre natura giuridica pubblicistica, proprio perché è funzionalizzata, espressione di un potere funzionalizzato dell'interesse generale. Noi sappiamo che questo discorso della funzionalizzazione, addirittura in una prima fase del processo di privatizzazione, secondo alcuni si riteneva esteso addirittura anche l'attività organizzativa privatizzata, ma poi è prevalsa la lettura che massimizza la privatizzazione. Su questo punto però la lettura che appunto che vuole massimizzare la privatizzazione non ha spazio proprio per effetto di queste pronunce che ho citato, e mi riferisco a quella parte della dottrina che invece aveva criticato questa impostazione della natura giuridica pubblicistica, anche della linea di confine dell'avamposto del diritto amministrativo collocata all'approvazione della graduatoria finale, perché alcuni autori invece ritengono che questa linea di demarcazione addirittura potesse avanzare e quindi l'area pubblicistica potesse arretrare addirittura fino all'emanazione del bando, dove già dall'emanazione del bando la pubblica amministrazione opera con i poteri del privato datore di lavoro. Però mi pare che, alla luce appunto delle pronunce che ho citato, questa posizione sia minoritaria e non abbia trovato spazio, diciamo, adeguato, per quanto ben argomentata. Quindi questa impostazione diciamo normativa, ovviamente per noi è importante valutarla anche, come diceva la professoressa Troisi, nell'alveo del sistema delle competenze normative tra Stato, Regioni ed ente locale. Perché qui, e qui il mio lavoro è semplificato perché ovviamente diciamo è stata illustrata ampiamente l'impostazione della giurisprudenza costituzionale che ci detta le regole della distribuzione delle competenze. Qui noi ci troviamo, ovviamente la posizione dell'ente locale è differente rispetto a quella delle regioni, perché come è noto l'ente locale non è titolare di potestà legislativa, quindi sicuramente quel fraseggio, diciamo, di potestà normative tra competenza statale e competenza residuale generale in capo alle regioni, per effetto della clausola di residualità di cui al 117 comma 4, ovviamente riguarda esclusivamente il rapporto Stato-Regioni, perché è un rapporto che addirittura dopo la riforma del titolo V è stato invertita la prospettiva a favore appunto delle regioni che hanno la competenza residuale generale. Per quanto riguarda la posizione dell'ente locale,
Quindi in apparenza noi dobbiamo collocarci in un quadro di diretto intervento, di indiretta intermediazione legislativa, necessaria diretta, però non assorbente, a mio parere, anche questo è stato detto, perché? Perché naturalmente c'è il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare dell'ente locale a partire dal 114,2 principio di equiordinazione e il 117,6 che espressamente riconosce la potestà dell'ente locale per quanto riguarda la regolamentazione della propria organizzazione interna, ivi incluso il personale. Quindi l'area della uniformità nazionale, possiamo dire che, benché con tutte le premesse che la posizione dell'ente locale è differente, l'area dell'uniformità nazionale copre solo uno spazio residuale, quindi anche qui si inverte un po' il criterio di distribuzione. Sicuramente copre quello spazio indicato espressamente all'articolo 117,2 lettera P, c'è legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. E sicuramente copre la disciplina delle funzioni amministrative da assegnare agli enti locali nelle materie di competenza dello Stato in conformità ai principi espressi dall'articolo 118. Ma per le parti restanti della disciplina si apre una discussione, lo segnalava anche nella sua introduzione il professore Boscati, tutta da definire, cioè, e da definire anche perché la giurisprudenza costituzionale, mi pare di capire, ma su questo mi rimetto alla discussione, per l'ente locale è ancora aperta, apre almeno due fronti di ricostruzione interpretativa, ma quel che è sicuro, addirittura un fronte interpretativo potrebbe rimettere l'autonomia, potrebbe intravedere anche un'incidenza della potestà regionale rispetto all'organizzazione locale. Diciamo che a me pare più evidente invece l'incidenza della potestà legislativa statale. Perché? Perché oltre, diciamo, tolta quest'area che ho citato, perché insiste ancora una volta sicuramente sul rapporto di lavoro privatizzato, la clausola dell'ordinamento civile. Ed ecco che quindi, facendo questo gioco di eliminazione dei punti delle aree coperte, resta l'organizzazione interna degli enti medesimi affidata all'autonomia appunto regolamentare, statutaria e regolamentare dell'ente, e in una maniera differente rispetto a quello che avveniva con la legge 142 del 90. Non dimentichiamo, no, vorrei ricordare che la legge sull'ordinamento delle autonomie locali del 1990 è stata un po' quella che ha svolto una funzione di apripista del processo riformatore, no? Benché poi il progetto della 142 è rimasto incompiuto per certi versi, però sicuramente adesso, cioè, con il titolo quinto, questo profilo dell'autonomia dell'ente locale viene sicuramente potenziato. Viene potenziato anche per effetto di un altro elemento importante, l'abrogazione dell'articolo 128 della Costituzione, cioè l'assetto è cambiato, quindi, ma su questo mi rimetto a quello che ha detto Anna Troisi, al fatto che addirittura qualcuno propende per la individuazione di una riserva di competenza della potestà normativa dell'ente locale. Forse questa è una posizione molto, diciamo, spinta, però quel che è sicuro è che in base al nuovo testo costituzionale c'è molto spazio, ed è tutto da declinare in via interpretativa, per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'ente medesimo, e soprattutto a partire dal dato del riconoscimento costituzionale testuale espresso dell'autonomia normativa statutaria e regolamentare, come ho detto, nel 117,6. Però naturalmente poi alla fine tenterò di tirare anche delle conclusioni su questo punto. Naturalmente questo spazio costituzionale di autonomia è difficile da identificare, sicuramente induce l'interprete ad operare subito una distinzione che è già emersa nella discussione, quella tra disciplina del personale dirigenziale e disciplina del personale non avente qualifica dirigenziale, personale di comparto possiamo chiamarlo, perché naturalmente c'è una sensibile differenza di spazi
che, diciamo così, la fonte regolamentare può in un certo senso aggredire, occupare, e inevitabilmente la dirigenza il lavoro del dirigente, il rapporto di lavoro del dirigente è intrinsecamente più correlato con aspetti dell'organizzazione, quindi è indubbiamente quello più vicino ad esprimere l'autonomia territoriale in maniera più evidente. Però attenzione, perché cercherò, ripeto, poi tenterò anche di tirare un po' un raccordo, anche sul piano del rapporto di lavoro non dirigenziale nell'ente locale, quindi del personale di comparto, ci sono delle peculiarità di non poco conto, con una qualificazione che però, mi permetto di dire, cercherò poi di argomentare, emerge in chiave patologica. C'è una declinazione dell'autonomia che accompagna le assunzioni, diciamo così, nell'ente locale, generalmente con situazioni patologiche, cioè di utilizzazione del personale non proprio corretto. Pensa al fatto che, e poi vedremo più nel dettaglio, ci sono delle disposizioni normative che sono strutturate in base alla condizione o meno di deficit finanziario dell'ente, cioè alla condizione di salute finanziaria dell'ente, oppure ci sono le disposizioni che vogliono segnatamente contrastare l'abuso del precariato. Quindi, come a dire, quel che dovrebbe venire fuori da questo, dall'idea che mi sono fatta, tra personale non dirigenziale e dirigenza locale, in entrambi i casi c'è uno spazio di autonomia, ovviamente più accentuato per la dirigenza, come dirò di qui a un momento, però anche per quanto riguarda il personale non dirigenziale c'è un'autonomia che però viene fuori da situazioni dove spesso il legislatore, anche statale, è costretto ad intervenire in via emergenziale, logica emergenziale che poi addirittura è stata incorporata, cioè assurge proprio a metodo in questi anni futuri per effetto del collegamento col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ritornando al tema delle fonti, quindi per quanto riguarda il discorso del personale dell'ente locale, quindi c'è l'intermediazione legislativa, quindi del testo unico enti locali 267 del 2000, del TUPI del 165-2001, e in entrambi i casi sul piano delle fonti c'è la centralità dello strumento regolamentare, del regolamento, che ottiene un rafforzamento dell'ampiezza contenutistica del suo intervento in materia di accesso da ambo i lati, sia dal testo unico 267 del 2000 con l'articolo 88 e 89, che appunto richiama, determina l'adeguamento ai principi di cui al decreto 165 e, attenzione, la norma dice anche a tutte le norme che intervengono sull'organizzazione pubblica. Ma il rafforzamento viene anche dal decreto 165-2001 con l'articolo 35,7, cioè la norma di riferimento in materia di reclutamento, che appunto riserva con il comma 7 al regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi negli enti locali la disciplina delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 35 dello stesso decreto. Quindi ci troviamo innanzi ad una autonomia regolamentare che è uno strumento molto forte per effetto di questo rinvio dal legislatore statale, che abbiamo detto, alla competenza in materia, e per effetto poi di quella potestà costituzionalmente di cui è titolare lo stesso ente locale. Quindi questo non è un aspetto ovviamente di poco conto, perché come vedremo può portare l'ente ad attuare, ad esercitare questa potestà sia nel seguire o non seguire pedissequamente lo schema di reclutamento fornito in via ordinaria dal legislatore all'articolo 35, e già questa è una forma di autonomia, o addirittura, e questo forse è l'aspetto un po' più, diciamo, intrigante, esercitare la potestà regolamentare cercando di erodere un po' lo spazio della legislazione statale e guadagnarsi delle posizioni di disciplina, di specialità su aspetti strettamente correlati a peculiarità organizzative dell'ente locale. Apro e chiudo una parentesi, è stato detto prima, l'ente locale, noi dovremmo anche qui adottare una prospettiva pluralistica, gli enti locali, perché naturalmente io ho tentato di costituire un piccolo campione di indagine di regolamenti. C'è una sensibile differenza tra il regolamento di una città metropolitana o di un comune che supera ad esempio la soglia di abitanti dei 100.000
la soglia dei 100.000 abitanti rispetto a un comune che sta al di sotto di questa soglia, o addirittura dei cosiddetti comuni polvere, cioè dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, dove addirittura, come sappiamo, per legge lo stesso principio di distinzione tra politica e amministrazione subisce una deroga per forza di cose. E se proprio dobbiamo trarre delle indicazioni sull'esperienza applicativa regolamentare, cioè su come è stato utilizzato il regolamento da parte dei comuni in particolare, tralascio la posizione delle province e degli enti di area vasta, perché sappiamo che lì siamo innanzi ad un processo riformatore, quello della Del Rio, interrotto con notevoli problemi sistematici. Io parlo da una provincia dove ancora in essere la vecchia provincia, diciamo, è sopravvissuta, una delle poche vecchie province sopravvissute, dopo però che lo Stato centrale, dopo la legge 56 del 2014, aveva provveduto a svuotare le casse dell'ente, adesso, e quindi anche del personale, adesso sta ricostituendo la stessa provincia, benché ci sia un'architettura costituzionale o istituzionale, come vorrebbe la legge Del Rio, che invece dovrebbe andare verso l'ente di area vasta e le città metropolitane. Quindi, concentrandoci sui comuni e veramente semplificando per ragioni di tempo questo che viene fuori dalla quella che è un po' la differenziazione dal punto di vista regolamentare nei comuni, e adottando questa distinzione in base al limite dimensionale, ecco che comuni piccoli, città medie e città che hanno una soglia di abitanti demografica di un certo rilievo, sicuramente si modifica molto l'assetto dell'accesso, come dirò dopo, soprattutto per le posizioni apicali. Anche questo è accesso, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza e soprattutto per quanto riguarda la posizione del segretario comunale, che nei comuni piccoli, ad esempio, il segretario comunale c'è una ipertrofia, una sovraesposizione, scusa, del ruolo del segretario, perché naturalmente deve compensare la carenza proprio di posizioni dirigenziali dal punto di vista formale, quindi con l'utilizzo ad esempio dell'istituto della reggenza a scavalco in più comuni. C'è una grande utilizzazione delle funzioni di responsabilità attraverso le posizioni organizzative affidate a personale di categoria D. Nelle aree invece dei comuni, delle città metropolitane, invece abbiamo un'articolazione organizzativa, specie della dirigenza, ma anche dell'accesso del personale non dirigenziale, molto spinta, molto diciamo diversificata, seguendo i modelli un po' delle regioni, potremmo dire, ad esempio il modello dipartimentale della distinzione delle direzioni dei dipartimenti e delle aree, e soprattutto anche con delle disposizioni alle volte anche particolari nell'utilizzo delle procedure dei concorsi riservati. Anche qui vedremo dopo, ovviamente in connessione con la disposizione normativa introdotta dal decreto legislativo 75 del 2017, o in alcuni casi anche con delle disposizioni di maggior favore per il personale legate ad esigenze organizzative, come ad esempio nel caso del regolamento del Comune di Napoli, che prevede la possibilità della ricostituzione del rapporto di lavoro a distanza del dipendente cessato dall'impiego per la dimissione da non più di 5 anni, per motivi organizzativi e anche per motivi documentati, si dice, di disagio sociale, personale o familiare adeguatamente documentati. Ma del resto questo tipo di disposizione, se vogliamo di favore o comunque molto particolare nell'alveo della regolamentazione posta dalla fonte regolamentare, si sposa, se vogliamo, anche con alcune disposizioni che anche nella contrattazione collettiva di comparto si contraddistinguono. Penso ad esempio, si contraddistinguono per essere di particolare favore. Penso alla disposizione ad esempio del contratto collettivo comparto dell'articolo 20,10 sulla conservazione del posto di lavoro per il vincitore di concorso in altro ente in attesa dell'espletamento del periodo di prova. Sulla contrattazione voglio subito dire che in coerenza con quello che ho detto con il riparto di potestà normativa, anche qui mi rifaccio quello che è un po' la elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, della dottrina prevalente sulla contrattazione collettiva, è totalmente attratta nell'area privatizzata dell'ordinamento civile, che a rigore involge anche l'aspetto della regolamentazione sindacale, quindi
si determina una totale asimmetria perché la contrattazione collettiva nazionale segue la competenza della legislazione statale e quindi asimmetria rispetto all'intervento della potestà regolamentare. E in questo senso si giustifica quella disposizione che ha sempre creato discussione dell'articolo 89,2 del TUEL, del decreto 267 del 2000, nel quale si dice che la contrattazione collettiva che la potestà regolamentare tiene conto della contrattazione collettiva. Comunque, detto questo, centralità del regolamento è indubbia. Ma nel reclutamento la centralità, e vado su questo aspetto perché sono le norme recenti che ci spostano l'attenzione su questo tema, centralità anche della fase pienamente, che abbiamo definito prima, pubblicistico-organizzativa dell'ente, cioè quella che è stata definita la governance dell'assunzione, cioè la programmazione del fabbisogno, la decisione di assumere. Cioè il tema dell'accesso si gioca soprattutto nel momento preliminare alla costituzione del rapporto, quando l'amministrazione nel suo complesso decide, cioè elabora la determinazione di avviare le procedure, perché evidentemente ha fatto una valutazione legata alla programmazione del fabbisogno. Siamo in un'area pubblicistica, organizzativa, funzionalizzazione del potere, rispetto di precisi filtri procedurali costituzionalmente vincolati, coerenza con la programmazione del fabbisogno, esistenza di posti vacanti in organico, impossibilità di coprire i posti vacanti con personale in mobilità. E qui c'è stato un cambiamento legislativo degli ultimi tempi, lo diceva anche Anna Troisi, con la riforma Madia si è cercato un po' di sostituire a quelle politiche di austerità, di taglio, di contenimento della spesa, un modulo diverso, quindi blocco del turnover, blocco delle assunzioni, patto di stabilità, e si è cercato di andare verso nuove soluzioni in grado di promuovere il cambiamento e l'innovazione nella pubblica amministrazione. Passaggio fondamentale è il passaggio dal modello della dotazione organica al modello del piano di fabbisogno del personale, come descritto nei suoi contenuti dall'articolo 6 del decreto 165, modificato dall'articolo 4 del decreto 75/2017, in attuazione della legge delega che appunto voleva il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Quindi poi c'è anche le linee guida del Ministro della Pubblica Amministrazione del 2018 per la predisposizione dei piani di fabbisogno, per gli aspetti più di dettaglio. Però il punto fondamentale è il passaggio dello strumento programmatorio, non più dal modello statico della dotazione organica, il modello dotazionale, ma al modello dinamico del piano del fabbisogno del personale, con l'idea che soprattutto negli enti locali, e questo anche è stato osservato, è stato rimarcato in dottrina, soprattutto negli enti locali, l'adozione del modello di dotazione organica di tipo matriciale determinava un irrigidimento dell'organizzazione e soprattutto riproponeva quel dualismo tra posto di lavoro e persona che si voleva abbandonare con la vecchia pianta organica. Processo questo che è tutto in corso, ovviamente ancora non ci siamo liberati di questa impostazione così rigida del modello dotazionale, ma quel che è certo adesso ci deve essere un nesso più forte, più curato tra la programmazione del fabbisogno del personale e l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali. E qui il discorso si sposta soprattutto, andando velocemente, nell'ottica dell'efficientamento, al legame che ci deve essere tra lo strumento programmatorio e tante diramazioni dell'attività, ivi inclusi quella della performance, e soprattutto mi riferisco al riferimento normativo del piano integrato di attività e di organizzazione, il cosiddetto PIAO, che il decreto 80 del 2021 all'articolo 6 ha prescritto per tutte le pubbliche amministrazioni, che è l'articolo 1,2, quindi ivi incluso gli enti locali, con più di 50 dipendenti, con l'eccezione di quelle, se non ricordo male, della scuola, delle istituzioni scolastiche. Quindi si deve andare verso il piano integrato di attività e di organizzazioni da adottare entro il 31 gennaio, termine spostato al 30 aprile 2022 in fase di prima applicazione, e piano che ha dei contenuti molto ambiziosi che investono, diciamo, decisamente l'aspetto dello sviluppo del capitale umano, delle risorse umane, dell'aspetto strategico di gestione del capitale umano, della performance,
del collegamento tra performance individuale e performance collettiva, semplificazione delle procedure, come veniva detto prima, reingegnerizzazione delle procedure con il ricorso alla tecnologia, equilibrio di genere. Ma la particolarità della nostra riflessione è che è, come noto, il fatto che questo piano la norma rimanda all'emanazione di un DPR per quanto riguarda l'individuazione degli aspetti di coordinamento, di abrogazione delle disposizioni vigenti per realizzare questo nuovo strumento unitario, e poi l'emanazione di un decreto del Ministro per quanto riguarda l'elaborazione del cosiddetto piano tipo come strumento di supporto a tutte le amministrazioni pubbliche. DPR che è stato emanato, ma che è stato anche travolto dal parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza appunto 17 febbraio 2022, benché il parere sia favorevole, però con una serie di rilievi che mettono un po' in discussione, un parere favorevole ma condizionato ad una serie di rilievi che investono appunto il tema dell'assorbimento dei piani all'interno di questo nuovo strumento programmatorio che è il PIAO, di cui all'articolo 6,5, che deve svolgere una funzione naturalmente fondamentale, che mette insieme, integra e semplifica allo stesso tempo tutti gli altri piani esistenti, e non sono pochi, tutti gli altri strumenti esistenti nella pubblica amministrazione, ivi incluso soprattutto quello del fabbisogno del personale, ma non solo. Ed infatti è interessante la lettura del Consiglio di Stato che evidenzia numerose criticità, evidenzia sicuramente, soprattutto per quanto riguarda il piano di fabbisogno del personale, mette subito da parte quelli che sono i punti meno contestati e più pacifici con riferimento al POLA e al piano delle azioni positive, che rientrano in in quei piani sicuramente abrogati per effetto di abrogazioni espresse, mentre il problema sorge e resta per gli altri piani, dove le parole del parere sono pesanti, perché appunto si ritiene necessario intervenire per evitare di complicare il riconoscimento del quadro di riferimento e soprattutto chiarire il passaggio del piano della performance, ad esempio, a sottosezione del PIAO. Si invita anche il legislatore a chiarire la portata di quella norma del decreto 150 all'articolo 16 con riferimento proprio alla modalità dell'accordo in sede di conferenza unificata, all'adeguamento della disposizione rispetto agli enti territoriali. Si fa riferimento anche, tra l'altro, alla proposta ANCI elaborata nel febbraio scorso su questo tema, ma i rilievi toccano anche l'aspetto proprio più proprio degli enti locali, del piano esecutivo di gestione, del PEG. Io qua mi limito a dire che nello schema di regolamento, riprendo quello che appunto è scritto nel parere del Consiglio di Stato, non è chiara la sorte del PEG, nell'ente locale c'è un'identificazione abbastanza evidente tra piano degli obiettivi e piano della performance del piano esecutivo di gestione. Piano esecutivo di gestione che si deve a sua volta coordinare ed iscrivere nel documento unico di programmazione, il famoso DUP. Quindi tutti questi passaggi e la peculiarità di questi passaggi, di questi strumenti programmatori, che già avevano un assetto nell'ente locale peculiare, è tutto da verificare come saranno integrate all'interno del piano integrato delle azioni dell'attività organizzativa del PIAO, e quindi questo è un aspetto che alimenta il dubbio, la preoccupazione, oserei dire, che si ripresenti quel layer of bureaucracy, quella adempimento formale aggiuntivo al quale devo dire siamo abituati, posso dire, per dare una lettura critica di quello che avviene nelle pubbliche amministrazioni, cioè i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi mantenendo sostanzialmente intatte le diverse modalità di redazione e sovrapponendo l'ulteriore onere, appunto lawyer, di ricomporre nel più generale piano. Addirittura mi ha colpito un passaggio in cui si dice
di evitare le worst practice, cioè delle pubbliche amministrazioni, di riprendere, diciamo così, piani elaborati da altre amministrazioni, perché non è certo una buona pratica. L'obiettivo sarebbe quello invece di riconfigurare il piano e di costruirlo in una logica semplificata ed integrata e unitaria con tutti i piani esistenti, rispetto ai quali non c'è una chiarezza espositiva. Io aggiungo che tra l'altro non vedo toccati i punti, ad esempio riferimento al piano della performance, il tema della valutazione esterna, dell'apertura del procedimento di valutazione rispetto alla partecipazione dei cittadini, colmando quel profilo normativo del decreto 74/2017 che a stretto rigore appunto consente all'ente locale di non essere nel cono d'ombra della normativa statale, che però sarebbe auspicabile, perché alla fine lo stesso parere del Consiglio di Stato che cosa dice? Che tutte queste elaborazioni, questa riconfigurazione dovrebbe andare a regime proprio per tutelare, cioè per venire incontro alle esigenze di erogazione della qualità dei servizi verso i cittadini e verso le imprese e gli stakeholder di un determinato territorio. Quindi se l'obiettivo è sempre quello del servizio alla comunità e agli utenti, dovrebbe essere molto marcato questo aspetto della valutazione esterna, che però mi sembra, tranne un profilo al quale fa riferimento l'articolo 6 al comma 3, dove si fa riferimento all'impatto sull'utenza, mi sembra che è poco curato l'aspetto della valutazione esterna delle performance da parte organizzativa dell'ente, ma su questo poi ovviamente mi rimetto al dibattito. Ovviamente c'è poi il tema della formazione, procedo velocemente. Per il personale non sono finite le discipline speciali che esistevano già nel testo unico enti locali, esistono ancora di più nel modello che possiamo definire speciale, derogatorio della fase post-pandemica. Nel testo unico enti locali già esistevano delle disposizioni rispetto alle quali è dubbia la loro permanenza. Mi riferisco, in tema sempre di accesso, all'articolo 91,3, quella disposizione che prevede la possibilità per gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzate da professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. A mio parere in contrasto ovviamente con la giurisprudenza costituzionale, che vuole che l'accesso alle pubbliche amministrazioni non sfugga alla regola del concorso, fatti salvi ovviamente quelle deroghe che stanno all'interno di un principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà. E poi qui c'è l'impatto di questa disposizione di cui all'articolo 20,2 del decreto 75/2017, poste in essere al fine di superare il precariato, prevedendo i 2 canali dell'assunzione diretta al comma 1 e delle procedure concorsuali riservate, però con il limite appunto del 50% dei posti disponibili. Qui c'è un'antinomia tra questa disposizione che ovviamente ha una scadenza al 31 dicembre 2023 e quella di cui al 91,3 del testo unico enti locali. Poi c'è il 91,4 che invece rimanda a tutto il profilo dell'utilizzo delle graduatorie secondo uno schema che poi vedremo ripreso anche nel modello post-emergenziale, diciamo così, perché il comma 4 prevede appunto che le graduatorie, sull'efficacia delle graduatorie che possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si rendono successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso. E qui c'è l'intervento anche della giurisprudenza della Corte dei Conti che mi ha colpito perché praticamente sottolinea come si sia realizzata nei fatti una sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. La modalità di reclutamento dell'attingere e far scorrere la graduatoria diventa la modalità che assurge a regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso è l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Tra l'altro sul punto in adesione di una giurisprudenza della Cassazione che definisce appunto lo scorrimento della graduatoria modalità prioritaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Tutti aspetti quindi già preesistenti che però
trovano un'espansione in quelli che sono le norme, sono già state citate anche nei precedenti interventi, sui modelli speciali derogatori adottati in collegamento con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Anche qui, piano straordinario delle assunzioni a tempo determinato nei comuni per l'attuazione del PNRR, con le previsioni del decreto 152 del 2021, convertito nella legge 233. Sono tante le disposizioni che impattano sugli enti locali, come diceva Anna Troisi prima, proprio con l'idea di voler eliminare quella sofferenza, soprattutto anche delle istituzioni locali nel Mezzogiorno, destinatarie di espresse specifiche disposizioni, come quelle dell'articolo 31 bis, che riguarda il potenziamento amministrativo dei comuni e dei comuni del Mezzogiorno, attraverso l'utilizzo delle quote di riserva pari al 40% a beneficio di coloro che risultino alla data di pubblicazione del bando avere prestato servizio per almeno 36 mesi. Parliamo di personale non dirigenziale, di assunzioni a tempo determinato che i comuni possono facoltativamente, ovviamente, ma la disposizione si estende, ed anche questo è sintomatico di come il modello sia veramente derogatorio e eccezionale, si estende anche ai comuni deficitari sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario, e quindi o addirittura, come invece con la previsione del comma 1 bis dell'articolo 31, i comuni che abbiano una popolazione superiore a 250.000 abitanti possono anche potenziare l'assunzione degli uffici cosiddetti di staff. Poi ci sono le disposizioni che sono già state toccate dal decreto 80 e su queste vado veloce, ma quelle in materia di elenchi, selezioni uniche per la formazione degli elenchi, semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali. La cosa che mi ha colpito è che in alcuni casi, per esempio, il requisito del poter attingere dagli elenchi di graduatorie in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, questo requisito può essere derogato quando il posto che si rende vacante in organico si rende vacante a seguito del passaggio diretto di personale ad altre amministrazioni. Mi sembra che c'è una subalternità delle istanze dei singoli lavoratori rispetto all'organizzazione amministrativa. Ovviamente adesso si apre il capitolo della dirigenza, però onde evitare delle conseguenze sanzionatorie che il coordinamento di questo seminario potrebbe sicuramente infliggermi, e confidando nel fatto che il 4 maggio c'è l'incontro proprio dedicato alla dirigenza, però mi permetto solo di tracciare in 2 minuti, perché ovviamente nel capitolo dell'accesso io ho fatto questa operazione inversa, ho cercato di eliminare il discorso della dirigenza perché ovviamente è quello a cui tengo, però non posso non dire, veramente utilizzando delle battute, che anche sulla dirigenza locale c'è l'intervento delle norme diciamo emergenziali del PNRR, articolo 1,15, è già stato detto il problema proprio di riparto di potestà normativa, l'errore in cui è in corso il legislatore con il riferimento ai principi fondamentali che la professoressa Anna Troisi ha corretto magistralmente, facendo riferimento ovviamente alle materie del rapporto con l'Unione Europea e ai livelli essenziali delle prestazioni dei diritti. Quindi una ricostruzione quella, ma lì c'è anche l'intesa tra la scuola e la conferenza unificata. Ma per la dirigenza si apre veramente, c'è una peculiarità, ho detto prima, anche nell'accesso alla dirigenza, che investe nell'ordine il ruolo del segretario e del direttore generale, nei comuni ovviamente che hanno più di 100.000 abitanti. E la peculiarità dell'accesso del segretario pure va studiata, perché il segretario ha una peculiarità di accesso all'impiego fondamentale, perché è un dipendente rapporto d'ufficio col Ministero dell'Interno, che però funzionalmente è nominato dal sindaco e lavora quindi presso il comune. E tra l'altro, come la sentenza della Corte del 2019 fa una lunghissima evoluzione della disciplina della figura del segretario a partire dall'unificazione diciamo dal 1800, quindi è molto interessante, ma è interessante anche la peculiarità che c'è con riferimento ovviamente al ruolo del direttore generale, articolo 108, anche qui ho fatto una rapida ricerca, la nomina qui è fatta direttamente il più delle volte dall'organo politico, addirittura o con la previa deliberazione della giunta. In alcuni casi però alcuni comuni ritengono di fare la selezione pubblica, ma è evidente che questa invece è una nomina pienamente fiduciaria che è al di fuori anche della dotazione organica.
C'è poi il tema delle posizioni organizzative nei comuni piccoli. Concludo dicendo che, a mio parere, il raccordo qual era da svolgere rispetto a tutto questo discorso di autonomia, limiti dell'ente locale, che secondo me sarebbe auspicabile invece, in presenza di un quadro normativo così strutturato, che l'ente locale facesse un esercizio della sua autonomia in senso diametralmente opposto a quello che sta facendo il legislatore statale, cioè accentuasse e non allentasse i principi costituzionali, eliminando soprattutto tutti quegli aspetti che anche per la dirigenza aumentano lo spazio di fiduciarietà. Non ho detto che ci sono delle norme che stabilizzano nella percentuale del 15% i dirigenti che hanno partecipato, hanno avuto incarichi collegati al PNRR, e si aumentasse, questo almeno è la mia prospettazione che sostengo, diciamo quel contenuto più di imparzialità legato al contenuto tecnico dell'incarico dirigenziale. E soprattutto, e chiudo, c'è una grossa opportunità, quello di riconfigurare lo strumento programmatorio del cosiddetto PIAO, e forse potrebbe essere riconfigurato, questo sì, anche questo è stato detto in dottrina, facendolo predisporre non soltanto la parte politica, no, perché è la parte che fa l'indirizzo, ma compenetrandola con le osservazioni manageriali dell'alta dirigenza, cioè il piano è l'occasione proprio per integrare anche politica e amministrazione, e quindi attenuare, ma per raggiungere l'effettività del risultato, attenuare, questo sì, o meglio, aumentare la contiguità tra politica e dirigenza in vista del risultato dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Vi ringrazio. Sono io che ringrazio tutti e tre, partendo dalla magistrale introduzione di Anna Troisi, passando per il professore Ambrosino e concludendo con Mario Cerbone, che ogni volta che diceva sto per chiudere era un sussulto, perché in realtà era un bluff, no? Perché abbiamo oltremodo sforato questo pomeriggio, no? Ma brevemente due battute. La premessa indicata da Troisi della stratificazione di fonti è emersa in maniera oltremodo evidente, ed emergerà, sono senza voce questo pomeriggio, emergerà in maniera ancora più chiara, credo, quando parleremo di dirigenza. Ovviamente un tema del personale che si lega al tema organizzativo e si lega al tema dei tetti di spesa, con tutte le questioni relative ai vincoli finanziari. Dopodiché un aspetto che oggi pomeriggio insomma, non è emerso più di tanto, ma perché di personale si parlava più di dirigenza, ancorché la mia suggestione introduttiva fosse rivolta alla dirigenza, è il 97 sotto il profilo dell'imparzialità, cioè tutte quelle che sono le modalità di assunzione che in qualche misura curvano i principi, cioè formalmente rispettano il concorso, ma sostanzialmente introducono delle soluzioni fiduciarie, dove la lesione è 97 nell'ultimo comma, ma 97,2 attuale, cioè quello dell'imparzialità. Dopodiché il professore Cerbone ha avuto anche l'avventura di avventurarci, gioco di parole, nel PIAO, questa secondo me è una bellissima intuizione. Il problema è che, come tutte le bellissime intuizioni, richiede forse un po' di tempo, soprattutto nel pubblico impiego, per essere attuato, e soprattutto la stratificazione e la razionalizzazione di quelli che sono vari piani è un qualche cosa che richiederà, credo, un certo periodo. Il professor Ambrosino poi da par suo ha evidenziato quello che è anche il rapporto tra fonte primaria e fonte regolamentare. Questo è un altro aspetto, ed è emerso anche come queste fonti non siano all'interno delle stesse regioni sempre così coerenti. Questo è un altro, elemento di fondo, anche perché talvolta sono frutto di diverse maggioranze, cioè magari la legge la fa una maggioranza, il regolamento per non modificare la legge la fa una maggioranza diversa, e quindi per evitare che qualche cosa emerga più di tanto. Poi c'è il grandissimo tema del PNRR, che il professor Troisi ha affrontato e che ci lascia perdere la questione che cosa ci lascerà il PNRR, non in termini di risultati, ma di personale, perché questa è l'altra sfida sicuramente molto importante e molto rilevante. Dopodiché, da ultimo, e veramente chiudo questa volta, il tema che Mario affrontava da ultimo dei segretari. È vero, i segretari sono un profilo peculiare, sicuramente l'elemento fiduciario, tant'è che in alcune regioni dal nome del segretario capisce la maggioranza del comune, ma questo a livello così molto empirica come valutazione, ma l'aspetto è proprio laddove non c'è la dirigenza e laddove i segretari alla fine hanno anche compiti gestionali.
allora sotto questo profilo tu capisci, cioè noi capiamo, no? Cioè, che il tema fiduciario assume un ruolo fondamentale, nel senso che alla fine è una sorta di reclutamento di fatto al di fuori di quelle che sono, non voglio dire le regole perché è sbagliato, ma di fatto si crea un sistema per cui ho una persona a posizione di vertice sicuramente più vicina e scelta soprattutto in tutte persone, quindi questo vuol dire sotto qualche profilo sposta. E poi è legato a questo c'è il tema delle progressioni verticali, oggi progressione di carriera, dove non esprimo per la 20ª volta quello che è il mio pensiero, no, nel senso che io comprendo alcune motivazioni di politica del diritto, non faccio fatica a capire quelle che sono le giustificazioni giuridiche della tenuta giuridica. Il professor Ambrosino ha anche richiamato alcune sentenze della Corte che sarebbe stato forse sufficiente leggere per capire che un certo percorso sarebbe stato opportuno non fare, al di là di quelle che sono certe scelte. Veramente siamo fuori ogni tempo massimo. Io ringrazio nuovamente nell'ordine di intervento la professoressa Troisi, il professor Ambrosino, il professore Mario Cerbone e sul tema degli enti locali, come già enti locali e regioni, come già accennato, c'è un appuntamento per l'ultima giornata che è il 4 di maggio, passando per il 20 di aprile da Udine, da professoressa Zilli, dove saremo ospiti a San Daniele Friulano, no, questo virtualmente dico, e dove parleremo invece della dirigenza sanitaria. Adesso comunque lascio ad Anna il saluto finale, il saluto dei saluti, perché mi sembra giusto lasciare a lei questo ultimo momento. Grazie a tutti e a tutti. E allora davvero in super chiusura, l'ha già detto il professor Boscati, ci vediamo il 20 aprile a Udine. Grazie e buona serata.